Allora, ricominciamo le nostre attività. Siamo in attesa dell'arrivo del senatore Casson e per oggi pomeriggio il primo intervento previsto è quello del dottor Favaro, che è il responsabile dell'Osservatorio della Laguna e del territorio del Comune di Venezia, della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili. Io darei subito la parola al dottor Favaro, così cerchiamo di rispettare i tempi. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie innanzitutto all'Istituto Veneto per averci invitati a presentare l'Atlante della Laguna a questo importante convegno e voglio ricordare che, come vedremo poi meglio, che l'Istituto Veneto stesso è parte attiva all'interno di questo progetto in quanto partner già da qualche anno. Parto facendo un breve excursus storico, perché ormai è passato qualche anno da quando ha fatto la sua comparsa nelle librerie della città un volume, un libro, appunto intitolato Atlante della Laguna. Un volume che consisteva frutto del lavoro congiunto tra il Comune di Venezia con la supervisione scientifica dell'Istituto Scienze Marine del CNR, e che ha visto il coinvolgimento di tutte le principali e la collaborazione, l'apporto poi di contenutistico e anche in termini di elaborazione scientifica di tutte le principali istituzioni scientifiche e comunque della pubblica amministrazione che si occupano di laguna a vario titolo. Un volume che si presentava come una raccolta di 103 tavole, mappe, cartografie tematiche che andavano ad esplorare, a dare rappresentazione di tutte le caratteristiche, delle principali caratteristiche dell'ecosistema lagunare sotto svariati profili, dal punto di vista delle componenti abiotiche, delle componenti biotiche, ma anche dal punto di vista delle trasformazioni apportate dall'uomo in termini ad esempio di inquinamento delle acque, inquinamento contaminazione dei sedimenti, e con una parte poi finale che era dedicata alle interpretazioni integrate, cioè come si potevano incrociare fra loro, sovrapporre tra loro queste cartografie per ricavare elaborazioni di livello più alto. Lo scopo quindi principale di questo lavoro era quello di promuovere un approccio interdisciplinare alle tematiche ambientali e altro importante obiettivo era quello di far dialogare tra loro, fare in modo che tutte le istituzioni scientifiche e dell'amministrazione pubblica che avessero responsabilità sulla laguna potessero interagire tra loro, innanzitutto a partire da una condivisione delle conoscenze. Il passo successivo è stato quello di trasporre i contenuti del libro Atlante, del volume, renderli disponibili nel web, però attraverso una trasposizione, diciamo così, statica, sia della parte cartografica, sia della parte dei testi illustrativi che accompagnavano ogni mappa. E questo è avvenuto immediatamente dopo la pubblicazione. Un ulteriore però salto evolutivo che ha subito l'Atlante è stato quello di portare nella rete web uno strumento che fosse dinamico. Ecco che nel 2010 viene presentato al pubblico quindi l'Atlante che è l'Atlante attuale, il geoportale attuale, che mette a disposizione dell'utente delle mappe, ma attraverso uno strumento che si chiama WebGIS, ovvero mappe non statiche ma mappe interrogabili, mappe che possono essere elaborate attraverso l'utilizzo di strumenti tipici del GIS.
Il nuovo Atlante della Laguna quindi per poter vivere, per poter quindi svilupparsi, ha dovuto consolidare questi rapporti di collaborazione che erano stati avviati nella fase di redazione del libro, del volume, consolidarli per arrivare proprio a costruire un partenariato che è fondato sulla condivisione fondamentalmente della filosofia di fondo, ovvero che la conoscenza ambientale, non solo ambientale, i dati, gli studi ambientali che riguardano la laguna dovevano essere condivisi. Questo per un vantaggio reciproco, innanzitutto per gli addetti ai lavori, ma questo anche per un dovere verso il pubblico. I 5 fondamenti quindi di questa chiamiamola filosofia, o comunque questa nostra, diciamo, base condivisa che ha dato vita al partenariato del progetto Atlante della Laguna. I dati ambientali come tali sono un bene comune, soprattutto quando questi dati sono recuperati, raccolti attraverso finanziamenti pubblici. È dunque pertanto un diritto del cittadino potervi accedere facilmente. Accedere facilmente significa che le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili questi dati in maniera attiva, non in maniera passiva. In maniera attiva significa che non occorre attendere che arrivi la richiesta in lettera protocollata del cittadino o del soggetto X che chiede all'amministrazione la possibilità di avere il dato. Questo è l'approccio, diciamo, vecchio stile. La disponibilità in maniera attiva significa che, appunto, utilizzando al meglio le tecnologie disponibili che utilizzano quindi la rete internet, la pubblica amministrazione deve essa stessa, in modo attivo, pubblicare e mettere a disposizione del pubblico i dati. Le ricerche chiuse nei cassetti non servono a nessuno, la divulgazione sta alla base della conoscenza e la conoscenza permette di fare delle scelte buone, di governare bene. E diciamo che il progetto Atlante si inserisce a pieno titolo in quel filone di dibattito e culturale che ha a che fare con la politica open. Diciamo è un filone molto di moda in questo momento, molto attuale in questo momento nel dibattito internazionale. Si va verso appunto una totale apertura dei dati con licenze tipo quella che abbiamo adottato noi con l'Atlante, la IODL, Italian Open Data License, per cui l'unico vincolo è quello di citare la fonte, ma si va verso anche, per quanto possibile, un utilizzo di software open source, che significa software che è a codice aperto, cioè progettato e implementato da una comunità informatica e quindi un software che non richiede il pagamento di una licenza. Anche da questo punto di vista l'Atlante funziona, il motore diciamo informatico di questo portale web utilizza un software aperto. L'ambito geografico di interesse dell'Atlante della Laguna. Chiaramente la laguna, ma la laguna come sistema aperto, in grado di interagire, quindi che viene influenzato dal bacino scolante e che interagisce dal punto di vista ecologico e dei processi ambientali con i litorali e con il mare, il braccio di mare, la fascia di mare antistante. Questo è il partenariato che in questo momento partecipa al progetto Atlante. È un partenariato composto da 13 soggetti. Il Comune di Venezia in questa fase fa da capofila, ma senza un intento egemonico, semplicemente in un'ottica di servizio verso gli altri partner. Poi dicevo c'è l'Istituto di Scienze Marine CNR, il Ministero dell'Ambiente partecipa mediante il Geoportale Nazionale, il Corila, il Consorzio Ricerche Laguna, l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, le 2 istituzioni del Comune che si occupano di boschi, grandi parchi di Mestre e di Parco della Laguna, il Magistrato alle Acque dal 2013,
la Regione con l'unità di progetto Site e Cartografia sempre dal 2013, l'ARPAV, il Museo di Storia Naturale, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, che è il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato nell'entroterra veneziano e nella Laguna di Venezia, il Centro Previsione e Segnalazioni Maree. Questo partenariato si regge su la sottoscrizione di accordi volontari e quindi come tali non vincolanti, e questo diciamo è un punto di forza e uno dei motivi per cui il partenariato è cresciuto bene negli ultimi anni, ma è anche un punto di, tra virgolette, debolezza, perché un partenariato un accordo volontario che non comporta impegni vincolanti significa che, ad esempio dal punto di vista del reperimento delle risorse economiche, in questa fase il ruolo principale l'ha svolto il Comune e ci auguriamo che anche altri partner, soprattutto quelli istituzionali della pubblica amministrazione, possano seguire lo stesso buon esempio che dà il Comune. Poi vi sono in piedi delle collaborazioni informali con la rete internazionale degli Atlanti costieri, con l'equipaggio a bordo della stazione orbitante della NASA, che periodicamente ci mette a disposizione delle immagini rilevate appunto dalla stazione orbitante della laguna, UAV, l'Università di Padova, il Dipartimento di Scienze Ambientali di Ca' Foscari, ed è un partenariato ormai addirittura d'arrivo, quello che è in discussione con la Soprintendenza ai beni architettonici paesaggistici di Venezia Laguna. Il partenariato lavora con una struttura molto agile, molto funzionale. Esiste un tavolo di coordinamento che definisce le linee strategiche e si riunisce un paio di volte all'anno, e poi c'è invece un tavolo tecnico che con cadenza molto più frequente si riunisce e lavora principalmente su 3 filoni: i contenuti dell'Atlante, quindi la continua implementazione e aggiornamento dei dati disponibili, la tecnologia, quindi la parte informatica, e poi la comunicazione verso il pubblico, e per comunicazione intendiamo anche la presentazione dei contenuti in maniera tale da essere accessibili verso un pubblico anche non tecnico, non necessariamente fatto di tecnici. L'Atlante funziona bene anche grazie al fatto di aver adottato il principio dell'interoperabilità. L'interoperabilità permette all'Atlante di interagire con altre basi informatiche senza per forza la necessità di trasferire fisicamente i dati. Cerco di farmi capire meglio. La rete web mette a disposizione un protocollo che si chiama protocollo VMS, un protocollo che permette di poter attingere l'Atlante, ad esempio, può richiamare una mappa che si trova nel server del Ministero dell'Ambiente a Roma, senza bisogno che ogni volta il Ministero dell'Ambiente ci trasmetta fisicamente la nuova mappa o la nuova foto aerea acquisita sulla laguna. Quindi ogni proprietario dei dati gestisce in proprio, nella propria base server, i propri dati, e attraverso la rete l'Atlante, come diciamo nodo hub che in collegamento con tanti altri nodi, è in grado quindi di rendere visibile e consultabile una mappa che non si trova necessariamente nel computer, nel server dell'Atlante, su cui risiede l'Atlante. Questo è un punto di forza fondamentale, perché innanzitutto è chiara in questo modo la responsabilità del dato, ogni proprietario del dato si occupa del suo aggiornamento, della sua affidabilità, ed è chiara anche quindi la proprietà del dato, perché appunto questo si è rivelato uno degli aspetti cruciali
per arrivare ad ottenere la collaborazione e il partenariato dei vari soggetti, perché ogni soggetto chiaramente ha tutto il diritto e tutta la necessità di mantenere la proprietà del proprio dato, benché questo dato venga reso disponibile al pubblico. In questo schema si può meglio capire la modalità operativa dell'Atlante Laguna, che appunto attinge, vediamo a destra, a quei pallini, a quei nodi che sono i vari sistemi informativi dei vari enti partner, per mettere a disposizione dei destinatari, i ricercatori, le comunità locali, i cittadini, i decision maker, i politici, gli amministratori, le imprese, la pubblica amministrazione, in senso molto ampio, mettere a disposizione appunto tutta la conoscenza e tutti i dati disponibili in quanto inseriti nel sistema Atlante. Quindi il dato è aggiornato dai partner e la carta di identità di ogni dato, ovvero i metadati, è altrettanto gestita dai produttori e dai proprietari dei dati. Alcuni numeri relativi ai contenuti attuali dell'Atlante. L'Atlante è organizzato in categorie tematiche, 11 categorie, ed è l'indice che si vede nella home page del portale. In queste categorie tematiche troviamo 443 strati informativi, layer, organizzati, aggregati in 53 mappe diverse. Mediamente l'Atlante viene utilizzato da 2500 utenti al mese. Adesso vi voglio, così in una veloce carrellata, dar visibilità ad alcuni esempi di mappe, comunque invitandovi a navigare nell'Atlante, perché effettivamente è una miniera di informazioni ai più, credo, insospettabile, di una ricchezza insospettabile. Ad esempio, aprendo la categoria tematica biologia, queste sono tutte le mappe disponibili, visualizzando ad esempio la mappa relativa all'Atlante ornitologico del Comune di Venezia. Questa è la scheda informativa e qui ad esempio c'è una cartografia che è relativa alla specie Airone cenerino e si vede, non so se si vede, sì, si vede la sua distribuzione e i siti di nidificazione di questa specie, ma questo lo troviamo, ci sono mappe del genere per una decina di specie di altri uccelli. Nella categoria tematica geologia, ad esempio, sono disponibili le cartografie di cui ci ha parlato anche il professor Dal Paus nel suo intervento, le cartografie storiche della laguna di Venezia che appunto evidenziano l'evoluzione morfologica della laguna. Cartografie che sono state digitalizzate e georeferenziate appunto dal gruppo del professor Dal Paus e che ci sono state rese disponibili e sono pubblicate nell'Atlante. L'ambiente umano, l'inquinamento, quindi la sezione inquinamento che evidenzia ad esempio la situazione del sito di interesse nazionale di Porto Marghera con una grande quantità di dati interrogabili nei vari, cliccando sulla mappa. Ma c'è anche una sezione dedicata alla fruizione della laguna, fruizione per itinerari naturalistici, storici, per un turismo, chiamiamolo alternativo, non superficiale, turismo di cui si è parlato questa mattina e che l'Atlante cerca di promuovere, ma chiaramente per un turismo sostenibile che apprezzi i valori della laguna. Infine alcuni progetti speciali come appunto le foto che arrivano dalla stazione spaziale della NASA o un progetto fatto in collaborazione con la Regione che dà la rappresentazione cartografica delle tegnue nel mare antistante la laguna di Venezia.
L'Atlante è così ricco di informazioni solo grazie al fatto di avere un partenariato così composito e articolato. Non è stato semplice, non è stata un risultato facile da ottenere quello di costruire appunto questo partenariato. Siamo partiti da una situazione di partenza che era abbastanza problematica, perché la tendenza era tale per cui ogni ente gestiva in proprio i propri dati e c'era il rischio che vi fosse una proliferazione di sistemi informativi messi nella rete web e quindi con una grande frammentazione, con una grande incoerenza anche dell'informazione offerta disponibile per il pubblico. Siamo riusciti a promuovere invece un approccio collaborativo e di condivisione delle informazioni e questo è il motivo per cui oggi l'Atlante è così ricco di dati. Certo, l'Atlante non avrebbe la possibilità di mettere fuori molti più contenuti, molti più dati, molte cose sono ancora da acquisire, però diciamo ci stiamo muovendo in una direzione che è molto promettente. Altri esempi di contributi che arrivano, di mappe recentemente pubblicate nell'Atlante, una mappa aggiornata sulle morfologie della laguna che ci è stata resa disponibile dal magistrato alle acque. Ecco, io continuo a chiamarlo magistrato alle acque un po' per nostalgia, un po' per farci meglio capire. E naturalmente intendo il provveditorato opere pubbliche del Triveneto. Così come anche la mappa con delle battimetrie. Certo, sulle battimetrie i dati non sono recentissimi, però è la prima volta che viene resa disponibile nel web. La mappa delle fanerogame nell'aggiornamento del 2010, sempre acquisita dal magistrato alle acque. Poi sono state pubblicate di recente 2 mappe che offrono al pubblico un'informazione tra virgolette in tempo reale. Cosa significa? La mappa dei livelli di marea e la mappa della velocità delle correnti in laguna, elaborata con la collaborazione dell'Istituto di Scienze Marine del CNR, sono 2 mappe che vengono aggiornate con una cadenza di mezz'ora, quindi a partire dai dati rilevati di vento, di marea, rilevati dalle varie stazioni presenti in laguna e nella piattaforma del CNR in Adriatico. La vegetazione terrestre reale di Caroman, questa è una mappa resa disponibile dal Corila nell'ambito dei monitoraggi dei cantieri del Mose. La carta degli Habitat Natura 2000 della Regione Veneto, la carta della qualità delle acque di balneazione, resa disponibile attraverso una collaborazione con ARPAV. La carta, a proposito di valorizzazione dei contenuti storico-culturali della laguna, la carta che mediante un collegamento web col database dell'Istituto Veneto Scienze, Lettere ed Arti permette di acquisire informazioni relative ai cibi di contaminazione lagunare che sono stati censiti e schedati appunto da un lavoro dell'Istituto Veneto e questa informazione è facilmente disponibile, accessibile attraverso l'Atlante. L'Atlante ornitologico comunale, di cui vi ho già fatto vedere un esempio, poi appunto ortofoto, cartografia di base e foto aeree rese disponibili dal portale cartografico nazionale del Ministero Ambiente. Questa è la localizzazione e l'ubicazione della rete mareografica comunale del Centro Previsioni e Servizio Maree. Un esempio interattivo di cartografia storica, questa è la carta del Denè, acquisita dal lavoro del gruppo del professore Dalpaus, e cartografia che può essere ad esempio, mediante una semplice operazione, sovrapposta ad una ortofoto che mostra la situazione odierna della laguna per un rapido confronto di quelle che sono state le trasformazioni territoriali, morfologiche subite dalla laguna. Infine un contributo dell'istituzione Parco Laguna agli itinerari paesaggistici in Laguna Nord, con la possibilità appunto di
scegliersi e programmarsi, progettarsi dei percorsi in laguna con anche la possibilità di consultare delle schede informative. Una veloce riflessione conclusiva anche per inquadrare questo progetto nel tema del convegno di oggi, convegno dedicato appunto alla salvaguardia e alla gestione della laguna di Venezia. Ecco, noi pensiamo che il lavoro dell'Atlante nel suo piccolo sia un buon esempio, una buona pratica di come si possa, attraverso la paziente costruzione di un dialogo tra istituzioni, si possa far evolvere verso uno scenario un po' migliore di quello di partenza, quantomeno creare le condizioni per una migliore gestione della laguna, innanzitutto a partire dalla condivisione delle conoscenze, innanzitutto a partire dalla messa a disposizione senza filtri, senza gelosie, senza timori, messa a disposizione delle conoscenze, soprattutto quando queste conoscenze sono acquisite con soldi pubblici. Oggi questo è diventato un obbligo morale sicuramente, ma sempre più diventa anche un obbligo di legge, e l'Atlante in questo senso offre uno strumento già pronto all'uso e di cui diciamo gli utenti, ma anche chi partecipa a questo progetto si è reso conto della sua funzionalità e della sua anche praticità. Innanzitutto è uno strumento economico, perché come dicevo utilizza software senza il bisogno di licenza, è uno strumento dinamico perché è diciamo, tenuto in funzione da una comunità di giovani tecnici che si sono formati e si sono appassionati proprio, comunità che si è creata intorno a questo progetto e che sarebbe quindi una risorsa da non perdere, questa comunità, queste professionalità che sono cresciute sulla palestra dell'Atlante e quindi io credo che il Comune di Venezia in questo senso non abbia nessun particolare merito se non quello di aver avuto la perseveranza e la costanza di continuare a tenere in vita con continuità negli ultimi 10 anni un progetto che alla fine è diventato contagioso, soprattutto per il suo approccio e oggi appunto intorno all'Atlante, al tavolo tecnico dell'Atlante, una volta al mese si riuniscono 13 enti per condividere conoscenze e questo non è un risultato affatto banale e affatto scontato, conoscendo appunto la conflittualità, conoscendo la difficoltà a produrre progetti condivisi nel contesto veneziano, perché c'è un quadro amministrativo complesso e articolato, ci sono interessi divergenti, ci sono fasi politiche che possono condizionare nel bene o nel male progetti di questo tipo. Nonostante tutto però c'è stata questa continuità e noi vorremmo però, e qua mi aggancio anche e lancio quindi un sasso all'indirizzo del senatore Casson o comunque di chi si sta interrogando su come sia meglio riformare la legge speciale per Venezia, noi crediamo che sia necessario uscire da una fase pionieristica sperimentale per dare stabilità a questo strumento e quindi anche al gruppo di lavoro, all'ufficio che lo tiene in vita, perché appunto non possiamo solo rimanere ancorati a degli accordi volontari, ma questa deve essere considerata sempre più la condizione necessaria, obbligata, per poter ragionare di salvaguardia e di gestione della laguna di Venezia, a partire da una base conoscitiva che deve essere a disposizione di chiunque, di tutti, altrimenti il gioco non funziona se non si gioca ad armi pari. In passato la conoscenza è stata usata anche per conservare il proprio potere, quindi in questo senso non è stata messa a disposizione del pubblico. Oggi invece la conoscenza deve uscire perché si possa meglio sfruttare l'intelligenza collettiva della comunità veneziana in tutte le sue articolazioni,
a partire dal semplice cittadino fino al livello più alto delle istituzioni scientifiche o politiche, amministrative di questa città. Grazie. Grazie a lei. Innanzitutto diamo il benvenuto al senatore Casson, che fra poco ci intratterà sulla nuova proposta di legge su Venezia. Mi sembra che l'iniziativa del Comune dell'Atlante che ci è stato illustrato sia altamente positiva, che questa sia un'iniziativa sicuramente da sostenere, da estendere, perché permette una facile diffusione delle conoscenze e permette a chi ha interesse di accedere a queste conoscenze. Giustamente, come veniva fatto osservare, nel passato frequentemente la conoscenza riservata ad ambiti ristretti non era proprio la scelta migliore da fare, e forse nel caso della Laguna di Venezia ha portato anche a tanti piccoli o grandi misfatti, uso una parola che mi è familiare, lagunari. Apriamo un momento di discussione, ci sono domande?